Benedici, Signore, gli artisti e chi collabora con loro, perché essi hanno dato vita alle opere d'arte, le quali testimoniano la loro appassionata ricerca di scoprire e dare volto all'armonia e alla bellezza. Siamo consapevoli, Signore, che questi loro lavori ci portano sempre più alla conoscenza del tuo volto, del tuo amore per le tue creature e della tua presenza benefica nel mondo in cui viviamo. O Signore, siamo pure consapevoli che anche gli uomini del nostro tempo, come quelli del passato, hanno bisogno di pace, di giustizia, di amore, ma hanno anche bisogno di bellezza che riempie di suavità, di verità e di riconoscenza il nostro spirito. Signore, abbiamo paura che in questo nostro tempo possano scomparire la poesia, l'incanto e il vero per dar spazio solamente all'effimero, perché l'arte, il nostro vivere, senza l'arte il nostro vivere diventerebbe sempre più povero e desolante. Per tutto questo, Signore, ti chiediamo che tu continui a donare agli artisti desiderio e la volontà di fissare nelle loro tele ciò che di più nobile, di più bello, di più vero vanno scoprendo, perché testimoni nel loro tempo, nel nostro tempo, perché non vengono meno nel nostro tempo questi valori, che noi riteniamo essenziali per vivere con pienezza e per scoprire il volto di colui che ne è il sorgente. Per questi motivi, Signore, noi ti chiediamo di benedirli, di benedire gli artisti e benedire tutti coloro che aiutano gli artisti a darci queste opere che sono un segno di bellezza e sono prove di un'esistenza di colui il quale ha dato fra i 1000 doni anche per la bellezza. Quando aprite la vostra molta porta e la